Da sabato 2 luglio, data d'inizio dei saldi estivi, sarà aperto all'outlet di Noventa di Piave il nuovo parcheggio da 1300 posti che insieme all'intervento di modifica della viabilità intorno al polo commerciale dovrebbe risolvere definitivamente il problema delle code dovute al grande afflusso di clienti. Ci auguriamo che le soluzioni proposte, le soluzioni che abbiamo studiato e attuate vadano effettivamente a risolvere questa che era una criticità non solo per i nostri visitatori ma anche per la comunità che si serviva di queste strade durante le giornate di punta del nostro business. Come annunciato lo scorso dicembre, l'outlet è oggetto di un ulteriore piano di sviluppo per circa 50 milioni di euro di investimento che porterà a un ampliamento di ulteriori 6.000 metri quadrati di superficie di vendita entro la primavera del 2017. Parte dell'intervento sarà ultimato prima di Natale, quando è prevista l'apertura dei primi 16 negozi. Oggi l'outlet di Noventa di Piave offre lavoro a più di 1.000 addetti tra diretti e collaboratori esterni. A regime, quando saranno aperti tutti i nuovi negozi, si prevede di poter contare su altri 300 nuovi posti di lavoro. Il 49% della forza lavoro che c'è qui all'outlet di Noventa è tra i 18 e i 29 anni e il 70% sono donne, quindi diciamo che sono due elementi importanti in questo momento dove lo sviluppo del lavoro segna un po' di stagnazione in qualche altra parte d'Italia. Aperto nel 2008 dalla multinazionale MacArthur Glen, l'outlet accoglie ogni anno oltre 3 milioni di visitatori. Durante l'ultimo triennio ha registrato un incremento del 59% del numero di visitatori e del 69% delle vendite. La destinazione è particolarmente amata dai viaggiatori internazionali, con una quota vendite dei turisti a lungo raggio pari al 25% del fatturato complessivo del centro.